Giuseppe Mazzariolo è presidente della Misericordia di Venezia, che ha aperto in questi giorni un servizio nuovo, un ambulatorio che si affianca a quello da 11 anni esistente per gli immigrati, per gli stranieri, e che oggi si apre a chi, signor Mazzariolo? Si apre tenuto conto della diminuzione degli immigrati che accedono al nostro ambulatorio. Il corpo sanitario dei medici volontari ha ritenuto opportuno di aprirlo alle classi economiche meno abbienti, nel senso di far sì che le attese per le visite specialistiche a queste persone che non sono in grado di avere dei mezzi economici sufficienti per pagarsi le visite specialistiche stesse presso l'ULSS, vengano da noi gratuitamente, e i nostri medici sono disponibili a fare queste visite specialistiche a queste persone gratuitamente. Noi abbiamo praticamente cercato di contattare la Caritas, perché la Caritas è la maggiore organizzazione in loco che tocca con mano le classi meno abbienti, e speriamo che anche con l'aiuto di gente veneta ci sia un'affluenza, perché nel giro di 20 giorni, un mese che abbiamo mandato fuori questa notizia, attualmente ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta, mentre che lo sappiamo, purtroppo queste nuove povertà ci sono ed esistono in tutte le parrocchie. Francesco Violante, neurologo, è il coordinatore dei medici volontari della Misericordia che hanno aperto da poco questo nuovo servizio. In che cosa consiste? Che tipo di servizio appunto viene offerto? Praticamente quello che offriamo è la nostra professionalità di specialisti, che ha una gamma di specialità varie che spaziano dalla pediatria alla geriatria, e da un punto di vista così generale possiamo dire che quelle più ovviamente importanti è la cardiologia, con cui abbiamo anche la possibilità di fare degli elettrocardiogrammi, e con la possibilità quindi di fare delle visite ginecologiche e quant'altro. L'apertura del nostro ambulatorio sarà legato ovviamente basato sulla richiesta del soggetto che necessita di questa visita, e quindi nel giro di un tempo relativamente breve, una settimana, si potrà avere questa sorta di prestazione, ovviamente per le persone che sono in difficoltà economiche e che sappiamo benissimo essere in molte a Venezia. Diciamo, pur essendo Venezia una città molto ricca, sappiamo benissimo che ci sono delle sacche di povertà considerevoli.